Allora, il nostro è uno studio di dottori commercialisti molto tradizionale. Noi siamo in 35, normalmente gli studi della nostra provincia, della nostra regione sono molto molto più piccoli. Forniamo servizi, come dicevo, tradizionali ad ampio spettro, a tipologie di clientela molto diverse tra di loro, molto piccoli, alcuni molto grandi, alle aziende del servizio pubblico, lavoriamo per i tribunali, lavoriamo per le banche, quindi facciamo moltissimi lavori diversificati tra loro. Abbiamo un rapporto con sistemi da quando io sono in studio, c'è sempre stato, da una ventina d'anni. Il concessionario che ci seguiva inizialmente poi è stato acquisito da Sistemi Pordenone Udine Vicenza e fortunatamente abbiamo avuto la possibilità quindi di proseguire a lavorare con le stesse persone che conoscevamo prima. Noi lavoriamo con molte persone, con i tecnici, con i commerciali, devo dire in particolare Iris, la nostra commerciale, ci segue molto da vicino da molto tempo, è molto brava e molto paziente, perché noi professionisti probabilmente molti lo sanno dal lato, quando tu sei cliente di un professionista ti accorgi che il professionista è una persona anche ogni tanto un po' boriosa, un po' seccante, un po' pignola, un po' pressante, vuole tutto, lo vuole subito. Ecco, io devo dire che loro sono molto bravi ad accontentarci, perché noi siamo molto molto esigenti. Della piattaforma Sistemi utilizziamo Job, che è quello per fare le paghe, e Profis, che è quello per fare la contabilità, i bilanci e le dichiarazioni. Abbiamo praticamente tutti i servizi attivi, mi pare il più possibile. Abbiamo anche il gestionale per gestire lo studio, che si chiama Studio 4, e li stiamo utilizzando tutti il più possibile. Il più possibile vuol dire che ho notato negli anni che hanno delle potenzialità infinite e che spesso il limite non è il software, ma siamo noi operatori che non siamo in grado di utilizzarlo, che non abbiamo la pazienza di apprenderlo. Negli ultimi anni abbiamo fatto dei grandissimi passi avanti, abbiamo potuto, sempre per il fatto che noi siamo in tanti e possiamo dedicare delle persone solamente ad imparare il software, abbiamo avuto una crescita nell'utilizzo del software esponenziale. Qualche giorno fa un nostro operatore, senza saperlo, ha spostato delle cartelle, ha fatto delle cose che non doveva fare. Ci siamo accorti subito, ci siamo bloccati e nell'arco di poche ore, grazie all'assistenza remota di Sistemi, siamo riusciti a riavere l'operatività, ma soprattutto a non perdere il caricamento di tutto il giorno, perché avremmo rischiato di perdere i dati inseriti da 30 persone in tutta la giornata e soprattutto rischiavamo di stare fermi anche il giorno dopo, quindi avremmo avuto 2 giornate intere di inserimento dati bruciate. Invece grazie a Sistemi sono riusciti a sistemare il nostro malanno, hanno recuperato tutti i dati inseriti, siamo stati fermi qualche ora, però diciamo, è il minore dei mali, tenuto conto che era colpa nostra. Quindi. L'ho consigliato, lo consiglierei a tutti, perché sono molto contento del servizio, sono molto contento dello strumento, è facile, intuitivo e io non lo uso tutto il giorno come i miei collaboratori, ma i miei collaboratori che lo usano tutto il giorno sono molto contenti, li vedo crescere anche, man mano che loro si impadroniscono di più dell'utilizzo del software e lo esplorano di più e lo usano meglio, lavorano meglio, mi danno prodotti e soluzioni migliori e soprattutto tutte le persone degli studi che noi abbiamo acquisito utilizzavano altri software, si sono adattati molto velocemente a Profis e hanno riconosciuto che è uno strumento di altissimo livello. Allora, abbiamo di fronte a noi una professione, che è quella del dottore commercialista, che è un po' in cerca di identità. I motivi sono 1000 e sono legati principalmente all'evoluzione del mondo dell'impresa, che non è la stessa impresa di 20-30 anni fa. Il professionista quindi non può fare lo stesso lavoro come lo stava facendo 20 o 30 anni fa. Deve capire che ci sono 2 mondi, uno è quello delle persone, uno è quello della tecnologia e degli strumenti digitali. Bisogna affidarsi agli strumenti digitali e consentire ai professionisti di fare i professionisti.
I professionisti per troppo tempo hanno fatto, come io dico ogni tanto, gli schiacciabottoni, hanno fatto adempimenti, hanno seguito scadenze. Adesso tutto quel mondo lì è da sviluppare insieme al software, insieme a chi ti assiste a fare queste cose. Il professionista deve tornare a fianco delle imprese, deve starci insieme. E se non può starci insieme ci starà collegato in videoconferenza, però deve dedicargli del tempo.